Adesso in questa settimana inizierò un nuovo film, posso nominarlo, di Enzo De Vito, si chiama Il Popolo della Libertà. Il Popolo della Libertà. Molte persone che pronunciano questo nome si dovrebbero togliere il cappello, fanno molto gli intellettuali e tengono di sinistra e di destra, non hanno bandiere, ma il Popolo e la Libertà sono due cose che prima di pronunciarle e riderci sopra dovrebbero pensarci 100.000 volte. Con questa faccia scura, tu non vuoi parlare con me. L'odio in tuo cuore, tu non mi vuoi più vedere. Sì, come un uragano, pioggia e vento incolla a me. Che cosa sei? Che cosa sei? Che cosa sei? Che cosa sei? Siamo qui a aspettare che preparano il set per iniziare, quindi siamo, diciamo, dietro le quinte, ma siamo ancora fuori. Bene. Ballando sulla spiaggia, una sera d'estate ho conosciuto te. E tu stai parlando con l'altra tua persona, e nello specchio è quella che lavora, che tu non vorresti vedere, quindi è proiettata. Tu sei la ragazza che ti senti attrice. Ho capito, però devo dire, quelle frasi là, sono 4 frasi più o meno. È stesso quello del film di Robert De, quando fai tu. E tu sì, certo. Bella per in questo caso. Ce l'hai con me? Sì, Penso come audio, come... Motore, azione. Ehi tu, sì tu, ce l'hai con me? Enzo, ma calma della battuta però. Ehi tu, sì tu, E tu lì. ce l'hai con me? Poca gente, Ehi, ce non l'hai mi con chiami, me? sto così. Sì, proprio con te. Motore, azione. Ehi tu, sì tu, ce l'hai con me? Maria, che vuoi muovere? Non posso l'attrice può fare. Maria, che vuoi muovere? Mi sembra parlare un bocino. Ce l'avevo con te. Lavoro sul territorio realizzando videoclip, spot e roba varia. E gli attori? Vengono reclutati per strada. Che ci sta dentro a sto film? Stiamo cercando di far capire, di collegare gli anziani con i giovani, di farli interagire fra di loro, perché se interagiscono fra di loro può essere che si riesce a cambiare un po' l'Italia. Ma non vai! Ah, vi pressa a giocare! Vedo su tre, io chiamo buono noi, e gioca buono! Poi subito attacchi tu e gli dici il fatto che le promesse politiche e cose e poi se ne auto fuori a faticare. Azione! Ma che già mi hanno raccontato i figli tu? Ma che c'è? Tengo una figlia a casa di 20 anni che sei in depressione. Soldi che ce ne vanno in baricini e stimire che non capisci proprio niente. Tengono figli di 30 anni che se ne aiuta fuori a faticare. Ma che cosa sapevi? Io mi ricordo 40 anni fa, quando la politica era vera politica, ognuno di noi aveva un ideale. Un ideale, e oggi invece no. Oggi no, a destra si mangia a sinistra si mangia a destra e il centro e noi stiamo sempre a me. Giù, che bella parola! E creato giù! E succede poi che questi 4 anziani, arrivati a una certa età, ormai che gli costa più rischiare gli ultimi anni della loro vita alla galera. E quindi decidono di delinquere e non far delinquere i giovani. Cuore amore, mio dolore, non so stare senza te nemmeno un attimo. Cuore amore la fa giù, cuore amore, Cuore amore, mio dolore, non so stare senza te nemmeno un attimo. Cuore amore, mia passione, hai già bisogno troppo di te, ma manco tu. Solo tu mi sai guardare, solo tu puoi essere geloso in me. Com'è questa ragazza? Voglio vedere susto. È la fine del mondo, è bella. Giusy oggi debutta anche all'università, vuole fare giurisprudenza. La vede più come avvocato o come attrice? Come attrice. Il papà si deve preoccupare perché in questo mondo magari i marpioni com'è? È tutta femmina. Si può mantenere buono pure in mezzo a un reggimento di soldati. Si mantiene buono. Oh, se no, o papà o fa. Qua bisogna lavorare! Noi non siamo fatti per lavorare. Un giorno
Ci vedrai tutti in TV, mio caro. Andiamo, ragazzi. Cioè quello che manca oggi ai giovani italiani, cioè, ma a tutta l'Italia, è il sogno. Allora noi nel nostro piccolo riusciamo a farli sognare, a dargli una speranza, però sono persone qui che quando recitano con noi non hanno raccomandazioni, non vediamo se sono belli o sono brutti, né se sanno parlare, gli diamo un'opportunità. Comunque non chiediamo niente in cambio. Che fate nella vita? Niente, stiamo cercando lavoro, speriamo che troviamo qualcosa, come fotomodello, qualcosa così. Un attore, E che parti vorresti fare? Mafiosa, come Gabriel Gago ha più presenza nel film, diciamo che è diventato il protagonista di Onore e Rispetto. Guarda, fammi la parte come minaccia ex. La mattina sono spari, dai. Lo devi minacciare, non fargliela minacciare. Con l'altro. Con l'altro. Osce, mi mattina sono spari, dai, lo fa. Fammi! Sei carino. Come sto? Quanti anni c'hai, scusa? 19. Hai finito la scuola? E perché non fai niente? È perché non c'ho il diploma, la prima cosa. Come non c'hai il diploma? Hai finito la scuola? No, non ho finito. Cioè, per esempio, al secondo superiore me ne sono andato. Come? Me ne sono andato al secondo superiore. Ah, perché? Perché non avevo la testa per andare a scuola. Ma un po' ti dispiace? Ti sei pentito oppure? No. Per niente, sei Sono contento. E il futuro? Se la vita mi dà buone cose, accetterò. Ce l'hai un'idea politica? Non ho capito. Un'idea politica ce l'hai? Neanche una, mezza. Non sono proprio alla base della politica. Non è che sono una generazione di persone vuote, cattive o poco intelligenti. Loro ce l'hanno queste potenzialità. Purtroppo dall'altra parte non trovano persone che gli danno fiducia. Oggi quello che fa paura è che loro non reagiscono, sono passivi. Tu come lo vedi il tuo futuro? Cerco sempre di fare prima i fatti e poi li dico quello che ho fatto, cioè nel senso che non amo fantasticare. Ma perché guardi fissa in telecamera? Perché so che bisogna guardare nella telecamera. Chi te l'ha detto? E io così so. Il mio futuro sinceramente io non mi baso sul futuro, sul presente, perché comunque nella vita non bisogna fare progetti. Conta solo il presente. Per me sì. Lei sarà la prossima tronista di Uomini e Donne. Che ne sai? No, tronista no, corteggiatrice. Corteggiatrice. Ah, ok, certo. Cioè c'è differenza, perché comunque mentre una persona sul trono io vorrei andare a corteggiare. Ragazze, che fate? Niente. Io faccio l'ultimo anno di ragioneria. Ah, l'ultimo anno di ragioneria. Quanti anni hai? Mi hai detto? 19, ho perso un anno. Com'è che l'hai perso quest'anno? Non volevo più a scuola. Non volevo andare più a scuola. Ah, perché no? Mi scocciavo. Ti scocciavi? Non mi prendere proprio sotto. Ah, e che cos'è che non ti scoccia invece? Mi scoccio di uscire, fare shopping. E che hai comprato oggi? Oggi niente, sono uscita con le mie amiche. Vabbè, ieri che hai comprato? L'ultima cosa che hai comprato? Non mi ricordo. Ah, un profumo. Un profumo? Quanto l'hai Cristian pagato? Dior. 80 euro. Quanto? 80 euro. E chi ti ha dato i soldi? Mio padre, chi me l'ha dato? Ah, anche se hai perso la scuola? Sì. Anche se non se lo merita. E tu che fai invece? Io la casalinga resto a casa a pulire. Per servizi. Servizi a casa. Ah, la casalinga è una città. No, casalinga sono i servizi a casa. Senti, è stato un piacere, ma ce ne dobbiamo andare. Aspetta, 2 minuti. Ciao.